È normale essere ogni tanto in dubbio che la tua patologia sia legata a qualcosa di veramente strutturale e non legato quindi al tuo sistema nervoso ipersensibile. Ma quando sei in queste condizioni di dubbio, fai veramente un check su quello che è successo nel passato. Guarda come solo la lettura di un libro, oppure una meditazione, oppure un periodo particolarmente positivo della tua vita ha fatto sì che i sintomi si abbassassero. Quindi se questo è vero, com'è possibile che la tua patologia è strutturale? Non è possibile, perché una patologia strutturale, piuttosto che un'ernia o una protusione, un'artrosi, non va, sta sempre lì, anche nei periodi in cui tu sei meno stressato o più stressato. Quindi non andiamo a cadere in questa trappola del fatto che la tua patologia è strutturale. No, guarda le tue eccezioni e